amici bellini, mamma mia, andiamo a bomba, mi sono messo la cravatta per le occasioni importanti, perché quando parla Spalletti dobbiamo essere sul pezzo. Poi ma come sei sparito, che fine hai fatto? No, quando c'è qualcosa da dire noi la analizziamo. Ha parlato pure Giuntoli e mi interessa anche di più. Cominciamo. Allora, con tutta calma, azzurro fluido, James Saddle, benvenuto, Saddle, whatever it is, benvenuto, welcome, benvenutissimo. Allora ragazzi, andiamo a bomba, non c'è tempo da perdere, non c'è da perdere neanche un minuto. Ho aspettato, finché non abbiamo avuto finalmente, prima di tutto la prima partitella. Ne parliamo al volo, ha segnato Costanzo il primo gol del ritiro del Napoli, molto bene Fabian e Lozano, e un Kvaratskhelia subito sugli scudi in crescendo, sta prendendo confidenza, ma non ci interessa perché sono partitelle, non servono a niente. Quello che ci interessa è che la presenza di Giuntoli va sottolineata, e io subito vi devo dare un'impressione: che bello quando possiamo sentire a uno che parla chiaro. E mi ha ricordato un pochino, io mi ricordo che tanti anni fa, no, quando Galliani era col Milan, io dicevo ma che bello, allora si può fare così, cioè che tu dici apertamente sì, questo ci interessa, quest'altro non ci interessa. Marotta per esempio, alle volte sono belli chiari, non c'è bisogno di dire bugie e uno si mette l'anima in pace. Per esempio Dybala non se ne mai parlare, quindi potete fare una risata in faccia, sempre con educazione, a tutti quelli che hanno cercato di convincervi che il Napoli si sta interessando a Ronaldo, a Dybala. Ma non ci facci da ridere, occasioni, stanno cercando occasioni. Ma andiamo per ordine. Spalletti saluta tutti, mano per la mano. Per una cosa, poi arriva il sindaco Spalletti che lo sfotte pure. Spalletti è bellissimo, Spalletti ci dice i fornuti di sfottere. Andiamo avanti, si parte con Sky, i nuovi, le impressioni sui nuovi. Ovviamente Olivera e Kvaratskhelia sono arrivati vogliosi, chiaramente Olivera lo dobbiamo tenere piano piano perché è ancora infortunato. Kvaratskhelia ha bisogno di qualche allenamento specifico, però bla bla bla, tutte frasi così. Mentre è bellissimo che Spalletti subito dice: ma parliamo, perché gli chiedono di K2, mettiamolo su. Ha fatto benissimo Spalletti, parliamo subito di K2, di Mertens e di Fabian. Se voi vedete, io sulla live di Telea dove ho seguito la cosa, ho detto subito: queste sono le domande che gli fanno, e le abbiamo beccate tutte. Quindi subito dice: parliamo subito di K2, Mertens e Fabian, e c'è Giuntoli, quindi fa parlare a Giuntoli. Benissimo. Spalletti già dice: se saranno sereni noi facciamo la stagione che dobbiamo fare, perché il Napoli non ha intenzione né di fare l'operazione alla Milik, di mettere per esempio Fabian fuori rosa eccetera eccetera. Loro hanno intenzione di tenerli tutti. Se arrivassero le offerte, se ci faranno le proposte, allora uno le valuta, ed è così da affrontare tutta la situazione con calma. Poi Giuntoli le sviscera queste cose. Non ci sono state offerte ufficiali. Il Napoli, lui conferma, Giuntoli, l'offerta di 6 milioni netti più, senza bonus, lo dice proprio chiaramente, più un futuro da dirigente, perché K2 se l'è meritato eccetera eccetera. E K2 ha risposto: ci devo pensare. Non ha dato una risposta così. È chiaro che quindi è un'offerta importante del Napoli. Sottolineiamo che questa cosa della dirigenza non è stata offerta a Mertens, ma ci sono anche le cifre offerte dal Napoli. A detta di Giuntoli hanno offerto qualcosa parente ai 5 lordi. Non sappiamo però la durata del contratto, perché potrebbe essere quello che poi non ha convinto a Mertens, visto che Mertens chiedeva almeno 2 anni. Può essere che loro hanno offerto un anno a 5 milioni lordi, a 2,5, perché Mertens ne chiedeva 2,4. Poi ballano il discorso dei bonus alla firma eccetera eccetera, dove evidentemente il Napoli ha detto che non rispondeva più. Quindi già sappiamo più cose ed è importante saperle. Per quanto riguarda Fabian non si fanno cifre. Aspettiamo delle offerte. Dice che c'è un rapporto serenissimo tra la società, tra l'entourage di Fabian e lo stesso ragazzo. Sono tutti sereni. Fabian lo vediamo sorridente che abbraccia Juan Jesus, quindi se la fa la sua stagione con il Napoli. Se arrivassero delle offerte, ma io a questo punto ne dubito, perché dico, se tu continui, ci hanno fatto sapere che rifiutava i vari rinnovi eccetera eccetera, se arrivi a scadenza è chiaro che se lo zuccano l'anno prossimo non c'è bisogno di spendere niente. Champions, Spalletti ribadisce che quest'anno le squadre sono 8
e quindi la Champions non è scontata, ricordiamo questa cosa qua, quindi quando io poi dico prudenza e vediamo che squadra facciamo, non faccio altro che ripetere le parole di Spalletti: prendetevela con lui. Su Dybala, Giuntoli mai parlato, quindi sicuramente il Napoli ha messo gli occhi su Ronaldo. Meret, è chiaro, Spalletti è molto chiaro, dice è un portiere giovane, perché voi dovete ascoltarle bene le cose. Affidabilissimo, che è stato nel giro della nazionale, ma ne servono 2 di livello, perché siamo nel calcio moderno, eccetera eccetera. Non ho mai detto che Meret non sa giocare con i piedi, quella papera non mi interessa perché poi le fanno tutte, ma ne servono 2 di livello, quindi Spalletti vorrebbe affiancare a Meret, lo ripete anche Giuntoli, un portiere di ottimo livello, che se nel caso un infortunio o una cosa non c'hai un portiere di riserva, quindi non possiamo aspettarci un Meret Nikita Contini l'anno prossimo, o un Meret Marfella o un Meret da Siak. Servirà un portiere, deve migliorare su certe cose, eccetera eccetera, e Giuntoli ci conferma che sono pronti a rinnovarlo, aspettano di fare le cose come si deve. Champions. Che cosa rappresenta la Champions? È l'onda perfetta per il surfista, la melodia, eccetera, eccetera, cose inutili. L'occasione persa, ritorniamo, dimentichiamo da dove siamo arrivati, il quinto posto, si parlava solo del Verona, il lavoro fatto, eccetera, eccetera, e ringrazia per la stagione passata, dove il terzo posto è un'ottima cosa, Lorenzo Insigne. Spalletti ci tiene a ringraziare. Bravissimo Giuntoli, che gli fa il controcanto e ringrazia tutti, ringrazia Malquit, Gulam, Mertens, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda K2 ha risposto che ci deve pensare. Per quanto riguarda Mertens non c'è Chiavelli, non c'è Giuntoli, è una cosa che riguarda Driss e ADL in prima persona, se ne sta occupando il presidente, di conseguenza ragazzi è lì che deve accadere qualcosa. Le ultime notizie ci hanno fatto sapere che Mertens era addirittura disposto ad abbassarsi ulteriormente di altri 500.000, vediamo se sono 500.000 che devono uscire dal bonus, se lo vuole fare. Io resto convinto che non è una questione di soldi, ma è una questione di volere, di volontà, perché se la volontà con K2 l'abbiamo capita, il futuro da dirigente, l'offerta che pareggia un pochino quello che è l'attuale cosa, su Mertens è comunque un ribasso della metà, stiamo parlando della metà di quello che prende adesso. Ci sta, perché comunque l'età è quella che è. Per me, al di là dell'amore per la maglia, Mertens rappresenta due giocatori, perché è sottopunta, e anche il vice Osimhen, perché su questo poi Spalletti ci ritorna e lì mi preoccupo. Andiamo avanti, quindi l'occasione persa, eccetera eccetera. Osimhen può migliorare nei tempi, è chiaro, a lungo, eccetera eccetera, e vorranno fare più cross, ci dice Spalletti, perché hanno scoperto questo gran colpo di testa di Osimhen. Anche su Osimhen ci dice Giuntoli interessamenti ma nessuna offerta. Ospina, nessuna delusione, dice Spalletti, lo ringrazio per aver fatto quello che ha fatto l'anno scorso e poi per aver scelto così. Volevamo tenerlo come con Meret, perché noi eravamo molto contenti della coppia dei portieri, ma lui ha fatto una scelta, e qua è proprio chiaro, Giuntoli ha fatto una scelta più economica che tecnica di rimanere nel Napoli. K2 alla Juve, si va proprio nello specifico, e Giuntoli dice no, ma per noi è incedibile. Allora perché? Perché Giuntoli li considera tutti incedibili. Qua c'è un po' di comunicazione sottile, sono tutti incedibili, però sono tutti cedibili, perché quando dici tutti incedibili è chiaro che contemporaneamente noi vogliamo tenere tutti, siamo contenti se non arrivano offerte, però se arrivano le offerte noi le valutiamo e poi ci muoviamo di conseguenza. Quindi ci dice che sono tutti incedibili, ma in realtà significa che sono tutti cedibili. Per quanto riguarda K2 alla Juve, lui lo considera incedibile, significa che se arriva l'offerta può partire anche lui. Mentre Spalletti dice gli abbiamo fatto la fascia da capitano extra large, e quindi tutti incedibili, in tempi stretti però, dice Giuntoli, perché sennò come fai a sostituirli? Spalletti dice le voci per tutti i giocatori è una cosa normale quando sei fuori. Questo è il richiamo anche all'anno scorso non c'erano offerte per nessuno, se ci sono delle voci è perché tu sei andato in Champions, eccetera eccetera. Ma anche qui io tutte queste voci, sì, le voci le sentiamo, ma di offerte proprio ci sono i pourparlers, ma le offerte vere e proprie non se ne parla assolutamente, perché Giuntoli è stato chiaro. La fascia sinistra, cita tutti ovviamente la nuova fascia sinistra per arrivare agli assist a Osimhen, c'è anche Zerbin. Allora, ci ha fatto capire bene sia l'atteggiamento di Giuntoli sia l'atteggiamento di Spalletti che si potrà fare un affidamento a questi nuovi che verranno valutati e potrebbero anche rimpinguare la rosa e far questi giovani, che poi non sono tutti giovanissimi,
ma si può fare, evidentemente si vorrà considerare l'idea di rimpinguare la rosa, oppure se qualcuno se ne va, con qualcuno di questi giovani. Cita tutti, Spalletti anche Politano, che possono fare gli assist così. Il portiere non deve essere considerato un portiere di riserva, ci dice Giuntoli, deve essere un'occasione, ma non è considerato di riserva perché il mister ne vuole due dello stesso livello. Deulofeu, ma non c'è mai stato niente. Telefonate, sì, ma come stai, Carnevale, eccetera, eccetera. La preparazione sarà diversa, bisogna partire forte, bla bla bla. Politano se l'è creata lui, qua un po' polemico anche qui Spalletti, dice lui, io sto a posto con Politano e Lozano, e quali squadra poi non deve avere dei sostituti all'altezza, Politano se l'è cercata un po' lui, se porta offerte, dice giusto, perché fino ad ora non se ne è parlato, se porta offerte uno le considera, e questo è il mercato, ragazzi. Noi possiamo anche pensare, e ce lo spiegano dopo, che il Napoli sta a posto così, ma ci arriviamo. Ci cita Sinatti per la preparazione, che è molto bravo Spalletti, e dopo farà anche il fatto Baldini, Calzona, importantissimo. Gaetano, allora Spalletti fa il paragone con quei giocatori che di solito quando ti chiamano, oppure quando Giuntoli lo mette in contatto con dei giocatori, se il giocatore gli dice a Spalletti sì mister ma come hai intenzione di utilizzarmi, a Spalletti non piace, mentre gli è piaciuto molto l'atteggiamento di Gaetano che dice io ho giocato centrale, mezzala, trequartista, sottopunta, esterno, e se devo marcare marco pure, e quindi questo a Spalletti piace molto ed è possibile che Gaetano possa essere considerato. Faccio un esempio, arriva l'offerta per Fabian, benissimo, si scala Zielinski più dietro, perché lo dice proprio Spalletti, e si inserisce Gaetano. Si può fare anche così, che poi ci piaccia o meno, ma credo che si può fare. Quindi la disponibilità di Gaetano somiglia a quella di Elmas, ecco perché sono quei jolly che piacciono a Spalletti. Si può vendere, domanda molto interessante di Italia Mail per Giuntoli, perché essendo che sta cambiando, brutto come l'ho detto, il mercato in generale, che non si fanno più plusvalenze perché i giocatori cercano di arrivare a scadenza e non li puoi vendere, come si fa se poi il fatturato non sale? E Giuntoli dice guarda, con i giovani si può ancora fare, magari con i giocatori top, quelli là vogliono arrivare perché gli ingaggi poi salgono e il valore si abbassa, ma con i giovani ancora si può fare. Molto interessante. Si parla anche di Ambrosini, un giovane, serve tempo, mette un po' di acqua sulla benzina Spalletti, ma è uno che sente la porta, quindi bene, durante i mondiali si potrà fare qualcosa, dice Giuntoli, oppure un po' di riposo, non si capisce che si farà durante i mondiali. Lo scudetto, sì, tutto a posto, però se ci sono i calciatori forti, perché Spalletti ci ricorda, io non lo so quale sarà la formazione che userò, quale sarà la rosa a disposizione per settembre. Se voi mi volete chiedere se giochiamo per lo scudetto non ve lo posso ancora dire, perché se ci sono i giocatori forti noi dobbiamo fare anche la Champions, allora uno si può fare. Se non ci sono i giocatori forti, quindi anche Spalletti è dubbioso, perché non è che ci dice io sono sicuro che come ne parte uno ne arriva un altro altrettanto forte, e quindi questo è il nostro obiettivo e non c'è problema. Spalletti è possibilista e dice se ci sono, e allora poi uno se lavora. Anche Sirigu ci conferma Giuntoli, può essere un'occasione forse insieme a tanti altri. Tutti vogliamo, dice Giuntoli, è chiaro che vogliamo, poi tra il vogliamo e il potiamo, ma come potiamo vincere lo scudetto? Andiamo con calma, calendario non ci turba il Verona, non è che ci dobbiamo spaventare del Verona, va bene così, più fisicità, ma non solo, che Spalletti ricorda che la qualità è importante, che alla fine quelli più forti sono a volte quelli più piccolini, ma lasciamo perdere. Giuntoli ci conferma, ci serve il quarto centrale. Questo è senza dubbio, perché bisogna dare un quarto centrale a Spalletti senza dubbio. Ci serve il portiere e poi siamo completi, ragazzi. Siamo completi. E qua un po' di preoccupazione, se vi permettete, io me la tengo, perché se su Mertens ancora vogliamo lasciare il punto interrogativo così, dopo il rifiuto di Mertens, è bravissima Claudia a chiedere, ma a questo punto è Petagna che diventa il vice Osimhen? Spalletti dice che lui è stato contento dell'apporto di Petagna, non c'ha quella velocità ma tutte le altre cose ce le ha, e quindi bene così. Io lì un pochino mi devo preoccupare con Petagna vice Osimhen, e devo sperare che Osimhen le giocherà veramente tutte, perché lì
per quanto io adori l'impegno di Petagna e tutto quello che ci mette, ci ha fatto anche dei gol pesanti, ma non è uno che vede la porta, e a quel punto io quasi quasi mi affiderei ad Ambrosino in mancanza di Mertens, perché secondo me Petagna non ha proprio tanti gol nelle gambe, e se quindi noi a questo punto dobbiamo sperare che arrivi un'offerta per Petagna, e allora lì Giuntoli interviene per sostituirlo, altrimenti Giuntoli ci conferma: siamo completi, ci piacciono tutti i giocatori che teniamo e sono tutti incedibili, non si muove niente, vediamo, possiamo anche valutare un ass, possiamo valutare Zerbin, eccetera eccetera. Quindi anche quelle che sono considerate scartine dai tifosi e dagli addetti ai lavori noi li consideriamo e magari possono rientrare utili. Su Zielinski, Spalletti, qua ti voglio un sacco di bene, perché veramente mi confermi quella mia intuizione atavica, che ne ho parlato anche ai tempi di Gattuso e anche prima. Zielinski è molto forte e se posso io lo posso anche arretrare un pochino, perché credo che abbia bisogno di un po' più di spazio e non di stare intruppato sotto punta. A me piace pure sotto punta, ma io sono sicurissimo che Zielinski, per la sua capacità del controllo orientato e di smistare con tutti e due i piedi, può fare benissimo anche il centrale un po' più indietro, alla grande, o la mezzala ovviamente quando giochi a 3. Se parte X bisogna essere pronti a comprare Y. Il quarto difensore, anche lì ci ricorda Giuntoli, deve essere un'opportunità, e ricordiamoci che abbiamo già speso assai. Dopodiché richieste ai tifosi si fanno con i comportamenti in campo, l'aggettivo per la squadra. Lombardo dice in progress, Spalletti dice abbiamo fatto partite fantastiche, la cazzimma eccetera eccetera, e poi ci tiene a sottolineare che è ritornato Baldini, quindi non si sono indeboliti per quanto riguarda lo staff. Molto polemico Spalletti, Spalletti legge tutto, si vede i video e non lascia i like. Però se n'è andato Calzona ed è arrivato Salvatore Russo, che noi non possiamo assolutamente giudicare, però una cosa è certa, ragazzi: perdere l'esperienza di Calzona, che dai tempi di Sarri curava la fase difensiva, il Napoli con il ritorno di Calzona fa migliore difesa l'anno scorso, e ci fa sapere Marek Hamsik che Calzona si è inventato Dries Mertens falso 9, altro che Sarri. Aspettiamo smentite al riguardo, ma se ce lo dice Marek Hamsik ci dobbiamo fidare. Perdere Calzona è normale, che se ha un'offerta in una nazionale si deve andare a prendere questa soddisfazione. L'idea di smantellare un pochino non mi fa piacere, però questo è il work in progress, e almeno abbiamo debancato una serie di cose inutili di cui dobbiamo evitare di dare adito a certi giornali o a certi blog, di cavalcare certe cose. Rimaniamo sempre con il dubbio su alcuni giocatori chiave, perché vediamo se K2 effettivamente risponderà a questa offerta oppure no, se arriverà un'offerta per lui oppure no, o se si vuole fare quest'anno finale e poi andarsene oppure no. Non lo sappiamo quello che ci ha detto Giuntoli, e da questo punto di vista ci dobbiamo fidare. Vediamo un pochino come si mette. Il fatto di Petagna mi preoccupa un pochino. Per quanto riguarda il resto della squadra qualcosa si farà, e speriamo che non si rinforzino troppo le altre da New York. Valerio Fluido è tutto, adesso parliamo un pochino di campo, perché il ritiro è cominciato e adesso dobbiamo vedere un po' tatticamente. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.